Nemo profeta in patria. Qui a Valdobbiadene, a San Vito di Valdobbiadene per l'esattezza, al di là di alcune immagini importanti, non c'è la consapevolezza, la coscienza popolare del fatto che nel 1240 nacque un grande uomo del Medioevo, ma non solo del Medioevo veneto, del Medioevo dell'umanità. Si chiamava Niccolò di Boccasio. Noi oggi siamo portati a ricordarlo per alcuni passaggi della sua vita. Fu l'uomo che, con decretale, allorquando salì al Soglio Petrino, ha previsto l'obbligo di fare la confessione una volta all'anno. Questo piccolo precetto catechistico lo dobbiamo a lui. Lui, il nostro Niccolò, sin da giovane percorse una carriera misteriosamente grande e importante. Fu quasi incredibile come un piccolo ragazzo, un giovane delle nostre colline, abbia potuto fare un cursus honorum di questo genere dal punto di vista degli studi teologici, perché il nostro Niccolò ha studiato alla Sorbona, il nostro Niccolò ha studiato nello Studium di Sant'Eustorgio a Milano, che erano veramente i siti dove si forgiava la cultura teologica dell'epoca. E passò qualche anno da bambino a Venezia, presso la famosa famiglia Querini di Camazor, che lo considerò uno dei rampolli di famiglia. Anche questo un piccolo mistero. I patrizi veneziani ritenevano che l'educazione e la cultura che veniva insegnata ai rampolli delle famiglie fossero un valore strategico per la famiglia stessa, per l'intera città di Venezia. Custodivano gelosamente le loro biblioteche e i loro educatori. Fatto che questo giovanissimo valdobbiadenese sia andato là e abbia studiato coi Querini fa molto pensare sull'origine e sul legame familiare con quella grande famiglia. Niccolò si attira da ogni parte consenso e anche elargizioni che lui, uomo semplicissimo, ha ritenuto di destinare nella sua integralità alla chiesa di San Niccolò, trasformandola in una importantissima, potremmo dire quasi basilica papale. Mi piace molto pensare, anche fantasticare su questa circostanza, che in questo piccolissimo sito religioso, adesso occupato dalla splendida chiesetta di San Giovanni il Battista a San Vito, il giovane Niccolò abbia potuto trascorrere ore di preghiera che hanno anticipato la grande missione che lui agli inizi del 1300 si trova a rivestire. Il successo nelle missioni diplomatiche con cui Bonifacio VIII aveva colto la sensibilità e le capacità di Niccolò di Boccasio, quel successo lo portano al Soglio Pontificio. Il momento è terribile per la storia della Chiesa, lo scontro fra Bonifacio VIII e Filippo IV il Bello, spalleggiato dai principi Colonna romani, è uno scontro senza precedenti. Il Papa viene aggredito, viene sequestrato, muore 34 giorni dopo, muore 11 ottobre del 1303. Al suo fianco c'era soltanto Niccolò di Boccasio ad Anagni, che lo difendeva, cercava di proteggerlo, cercava in qualche maniera di sacralizzare la figura del pontefice, cercando di costituire uno schermo rispetto a queste aggressioni fortemente politiche. Ecco. Il Collegio Cardinalizio in qualche misura riconosce il valore di Niccolò e il coraggio anche di Niccolò, e in prima elezione, il 22 ottobre del 1303, lo elegge Santo Padre con il nome di Benedetto XI. Anche qua c'è un piccolo mistero.
il 7 luglio del 1304, il Dies Natalis, il Dies in cui si ricorda, il martirologio romano ricorda questo grande Papa, misteriosamente questo Papa viene probabilmente avvelenato, certamente muore. Si dice che ricevete un cestello di fichi da un fanciullo in veste di donzella, riferiscono le fonti, ma dentro questi fichi ci sarebbe stata della polvere di diamante letale per l'intestino. Questo è tutto ciò che ricorda la presenza di Benedetto XI nella sua nativa San Vito di Valdobbiadene. Forse un così grande Papa meriterebbe maggiori attenzioni, però almeno c'è la traccia del ricordo. Qui a Valdobbiadene abbiamo un dipinto che raffigura l'incontro della mamma con il Papa e con il figlio, il Papa Niccolò Boccassino. Il dipinto praticamente è stato fatto dal pittore Licini di Alano di Piave ed è un dipinto che è post bellico perché il Duomo di Valdobbiadene durante il periodo della Prima Guerra Mondiale ha subito i bombardamenti ed è stato completamente demolito il tetto di tutta la navata e l'organo che si trovava proprio al di sotto di quella che è l'attuale lunetta. La figura è quella della mamma che appunto va a trovare il figlio quando è diventato Papa e Niccolò Boccassino la rinnega, dice no, tu non sei mia mamma, perché si è presentata con vesti abbastanza lussuose che non la rappresentavano di fatto, per cui il figlio dice io non ti riconosco così, tu non sei, io non ti conosco, non sei mia mamma. La signora poverina se ne va via piangendo perché per il dolore che il figlio le ha dato a non riconoscerla, e poi si ripresenta in vesti povere e il figlio dice questa è mia mamma.